Decisamente argomento e parliamo di lavori per la nuova superstrada pedemontana. Questa mattina ospite a Sveglia Veneti è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha risposto così alla telefonata di una nostra telespettatrice di Marostica. Sentite. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io chiamo da Marostica. Volevo fare una domanda al Presidente. Sì, dica signora. Io sono un'imprenditrice e abbiamo un camion, facciamo autotrasporti. È da un anno che abbiamo un contratto con la ditta che ha la costruzione della pedemontana, però i pagamenti sono non in ritardo, in super ritardo, sono in ritardissimo, 9 mesi di ritardo, benché dal contratto siano 90 giorni. Cosa mi dice, Presidente? Innanzitutto ricordiamo che questo è il più grande cantiere che c'è oggi in Italia, sono 2 miliardi e 258 milioni di euro se non ricordo male, 99 chilometri, 36 comuni attraversati e 16 caselli. E c'è una gestione commissariale, cioè c'è un ingegnere che è l'ingegnere Vernizzi, che è commissario di governo, che ha la gestione dell'opera, quindi l'opera non ha una gestione diretta da parte della Regione, è un'opera della Regione, si fa con concessionario. Il tema dei flussi di cassa, si è letto anche sui giornali, è perché la ditta in questo momento ha difficoltà a chiudere le cose finanziarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che la ditta ha vinto la gara ancora, io non c'ero, facevo il ministro, per cui non ero neanche in regione, forse il 2008, 2009, in quegli anni lì. E peraltro una gara che vince come seconda piazzata perché il primo per un vizio di forma non ha perso l'appalto, e vince questa ditta, comincia a investire con fondi, incassa i primi fondi pubblici e ci mette del proprio, perché ci ha messo anche risorse proprie. Devo dire che questa azienda non ha fatto una riserva nei cantieri, per cui non ha fatto contenziosi, niente. Oggi ha necessità di chiudere la partita finanziaria con un mega finanziamento dal sistema di credito di 1,6 miliardi. Saremo a Roma anche questa settimana per capire se si sblocca sta roba, visto considerato che è in mano agli uffici romani, perché se non si sbloccasse sarebbe veramente traumatico. E quindi immagino di conseguenza c'è il tema delle aziende. Questi poveretti? Sì, e sono moltissimi, e dall'altro anche quello degli espropriati che comunque hanno avuto l'esproprio. Gli espropri valgono circa 300 milioni di euro, molti sono stati pagati ma molti ancora attendono i soldi, come le aziende. Quindi signore, io mi fermo qua rispetto al tema, l'ho detto il motivo qual è, che hanno necessità di chiudere questo grosso finanziamento che chiuderebbe il finanziamento totale dell'opera, e di più in questo momento non sono in grado di dirle.